e anche in questo caso eccolo in rappresentanza ora del borgo di Quarcino, arrivare il gruppo che da 3 anni fa parte del Palio e cerca quest'anno di riuscire a vincere il fatidico Palio. Sarà difficilissimo, come abbiamo detto è in vetta alla classifica assieme al borgo di Camnago Volta, ma ci sarà dura battaglia con Camerlata per aggiudicarsi definitivamente il Palio. Alla terza edizione di partecipazione del borgo di Quarcino, che vi ricordo è nel quartiere di Como Nord, sulle pendici del monte del Colle baciato dal sole di Sannino, con una chiesetta romanica unica nel suo genere, che invitiamo tutti a visitare, un borgo che è nato grazie all'impegno di Carmine, possiamo fare anche qualche nome, di Mario, che si sono dati da fare. Grazie proprio all'esempio di queste 2 persone è nato un gruppo che si è di più allargato ed è diventato ormai una consuetudine nel quartiere di Como Nord. Più di 30 i rappresentanti e nel